Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, accompagnato dall'assessore Gabriella Battaglia, ha effettuato un sopralluogo al cantiere di Piazzale Giglia a San Leone, dove i lavori procedono speditamente per arrivare nei tempi stabiliti per la consegna del nuovo sito alla città, ovvero il mese di aprile dell'anno prossimo. Il piazzale Giglia, a lavori ultimati, costituirà un vero e proprio fiore all'occhiello per la frazione balneare della città dei Templi. Prima che iniziassero i lavori, la zona di piazzale Giglia si presentava come un luogo confusionario, con un parcheggio spesso intasato di auto. Adesso il parcheggio verrà eliminato perché si vuole semplicemente, a costo zero per il comune di Agrigento, presentare i luoghi accessibili ai cittadini con una bella vista. Il lungomare di San Leone non ha una sorta di agorà, per quanto piccola o meno piccola, ma non ce l'ha, e questa piazzetta con vista immediata sul mare si candida inevitabilmente a essere davvero l'agorà di San Leone, cioè il vero centro del nostro lungomare sanleonino, con una riqualificazione che avviene a basso costo, che non grava sulle finanze comunali, perché come voi sapete sono ribassi di precedenti gare da finanziamenti esterni ricevuti e quindi non pesiamo sulle casse del comune, non era possibile farlo. Sono previste delle panchine, sono previste oltre alla pavimentazione il ripristino di un tratto della pista ciclabile, è previsto un collegamento con la piazza Pertini e ci auguriamo che però la prossima tappa sia la riqualificazione dell'Aster in senso proprio, che come voi sapete è uno stabilimento di riferimento, lo fu per la nostra città, che in questo momento è in una condizione di concessione controversa perché c'è un contenzioso, c'è una parte di sequestro dell'area e lì è una vicenda che ci vede da un lato parte offesa perché riteniamo che la città sia offesa da questa situazione di incuria e di degrado e ci auguriamo che la regione siciliana che gestisce l'area demaniale e il privato che si è candidato a prelevarlo e a rilevarlo e a rimetterlo a reddito possano chiuderlo in tempi brevi. Assessore, c'è già una data per fine lavori? Il 15 di aprile è la consegna definitiva dei lavori, quindi i lavori ultimati e consegnati alla città.